Zaia l'ha definita giustamente una immonda schifezza. L'assessore regionale Elena Donazzan si riferisce alla data decisa per le elezioni del rinnovo del governo in 9 regioni d'Italia, Veneto incluso, fissata proprio il 17 maggio, giorno dell'88esima adunata nazionale degli alpini che si terrà all'Aquila. La regione è pronta a chiedere cambio di data. Per Donazzan è una mancanza di rispetto per i veneti e gli alpini, in una adunata che ha un sapore particolare. Questa particolarmente, gli alpini sono quelli che hanno ricostruito di più dopo il terremoto, lo so perché ero l'assessore alla protezione civile. Tanti volontari di protezione civile veneti si recheranno all'Aquila per riabbracciare le persone che avevano aiutato, semplicemente per vedere il lavoro che avevano svolto. Questo è veramente un fatto gravissimo. Io capisco che il centro-sinistra voglia vincere a tutti i costi il Veneto, ma non si può barare, non si può impedire a migliaia di veneti di esercitare il loro diritto al voto, e noi stiamo chiedendo che si cambi la data delle elezioni, perché questo è inaccettabile.